tutto questo è molto diverso dal paesaggio italiano. La Sardegna è un'altra cosa, più ampia, niente affatto irregolare, ma che si perde in lontananza. Questo dà una sensazione di spazio che tanto manca in Italia. Uno spazio incantevole tutto intorno, distanze da viaggiare infinite e nulla di definitivo. È come la libertà stessa. La storia del trenino verde della Sardegna comincia sul finire dell'Ottocento, quando, realizzata la rete ferroviaria principale, si decise con la legge numero 3011 del 22 marzo 1885 di completarla con dei tracciati secondari, in grado di collegare le zone dell'interno alle principali città e al mare, quindi al resto del mondo. La scelta ricadde su una ferrovia a scartamento ridotto, ossia con una minore distanza tra le rotaie rispetto alle ferrovie ordinarie e tradizionali, che consentiva l'utilizzo di treni più leggeri e maneggevoli su linee capaci di superare più agevolmente le zone montuose, con strette curve e seguendo l'andamento plano altimetrico del terreno. I lavori procedettero presto e bene e alla fine dell'Ottocento la rete delle strade ferrate secondarie della Sardegna ammontava a quasi 600 km. Oggi, quella del Trenino Verde della Sardegna è la più lunga rete ferroviaria turistica d'Europa, con 438 km di percorrenza. Alcuni tratti sono chiusi per lavori di manutenzione e ora i viaggi si effettuano su 5 linee differenti. Tempio-Palau, sulla linea Sassari-Palau, Macomer-Bosa, Mandas-Laconi, sulla linea Versorgono, Mandas-Seui e Arbatax-Gairo, sulla linea Mandas-Arbatax. Certo, il viaggio non sarà dei più comodi. Le carrozze sono ben diverse da quelle alle quali ci siamo abituati, con sedili non imbottiti e dotazioni spartane. Anche i tempi di percorrenza non sono certo rapidissimi. Il Trenino Verde viaggia a una velocità media di 20 km all'ora. Ma allora perché viaggiare sul Trenino Verde? A questa domanda si potrebbe rispondere in molti modi, parlando del fascino di mezzi antichi, del viaggio attraverso zone incontaminate, del respirare la storia e magari anche del ripercorrere il viaggio dello scrittore David Herbert Lawrence, immortalato nel suo Mare e Sardegna. Ma soprattutto, col Trenino Verde si vive un'esperienza di viaggio, attraversando e conoscendo angoli di paesaggio altrimenti irraggiungibili in macchina o in altro modo. Siti archeologici, paesaggi straordinari, siti storici e di interesse culturale,
dedicandovi magari ad attività sportive e ricreative, trekking, canoa, mountain bike. E quindi, con lo stesso spirito che animava Lawrence, prenderemo il treno delle secondarie, ovunque esso vada. Trenino Verde, la Sardegna come non l'hai mai vista.